Guajira para el recuerdo. 14 giugno 1928. Nasce a Rosario, in Argentina, il leggendario rivoluzionario e guerrigliero Ernesto Guevara. Verso la metà degli anni 50 si trasferisce a Cuba e diventa il braccio destro di Fidel Castro. Insieme guidano e vincono la rivoluzione cubana. Dopo il 1965, il Che, ormai noto in tutto il mondo, abbandona l'isola caraibica per combattere altre battaglie per la liberazione dei popoli, prima nell'ex Congo belga e poi in Bolivia. Il 9 ottobre 1967 viene ucciso per mano di un gruppo di militari governativi boliviani assistiti dai servizi segreti americani. La figura di Ernesto diventa un mito, un'icona di livello internazionale per tutti quelli che si riconoscono nei suoi ideali rivoluzionari. La sua foto, scattata nel 1960 dal fotografo Alberto Corda e da questi regalata all'editore italiano Gian Giacomo Feltrinelli, è diventata una delle immagini più famose del secolo, la più riprodotta in assoluto della storia della fotografia.